Allora siamo con Xavi Rubo al termine della partita tra Trissino e Giovinazzo, tuo debutto con la nuova maglia, innanzitutto le sensazioni, non deve essere stato un passaggio è stato un passaggio particolare, le tue sensazioni di questo tuo debutto? Ma secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione per le potenzialità che possiamo avere, sono sicuro che pian piano che faremo altrettante partite cresceremo come squadra anche nel gioco. Comunque abbiamo giocato contro, se non la migliore, una delle due migliori squadre della Serie A, quindi in casa loro fare questa partita qua direi che non è un ottimo risultato per noi perché comunque ci servono a prescindere i punti d'ora in poi, però direi che è un buon punto di partenza. Un punto di partenza per migliorare adesso partita per partita, perché insomma la società del Giovinazzo ha un obiettivo ben definito, ben chiaro, che è quello di provare a rimanere in Serie A. Sì, sicuramente ha fatto degli sforzi per rinforzare la squadra in questo mercato d'inverno, ha avuto le possibilità a causa della squadra del Vercelli e il suo obiettivo è rimanere in Serie A. Ci proveremo fino in fondo, la città ci crede e noi ci crediamo. Per te insomma è sempre bello tornare qui, hai lasciato un ottimo ricordo, un palazzetto insomma che non ti ha dimenticato. Sì, sicuramente giocare con questo pubblico è sempre un piacere, è una delle, non direi poche, ma comunque delle 5-6 piste dove vai è uguale il giorno, è uguale la data, c'è sempre gente, è sempre un piacere venire a giocare qua e speriamo di continuare a venire sempre. Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Xavi Rubo e al Giovinazzo.